possiamo contare i furti che ci sono stati sulle dita di una mano, perché alla fine tutti sono a casa, vicini, amici, parenti, e quindi alla fine i furti si sono praticamente azzerati. L'effetto Covid-19 si è fatto sentire anche a livello di furti. Le misure adottate dal governo e dalle regioni nel periodo di lockdown hanno prodotto l'effetto collaterale di un consistente calo dei reati mai registrato prima. Con la fase 2 adesso iniziano le preoccupazioni. La gente inizia a muoversi, le abitazioni di conseguenza sono meno controllate, si aprono perciò delle nuove possibilità anche per tutti quei malfattori che, approfittando della nostra assenza, cercano di impossessarsi dei nostri beni. Dopo mesi di tranquillità, ora dobbiamo ritornare alle vecchie abitudini di attenzione. Non scordarsi le finestre aperte, installare l'allarme, mantenere la soglia di attenzione alta. In questo periodo ci siamo un po' abituati troppo a lasciare le chiavi della porta su, la porta aperta, le finestre aperte, perché tanto eravamo abituati che tutti erano in casa. Quindi mi raccomando, tornare alle sane abitudini di ricordarsi di chiudere, attivare l'allarme. Le misure emergenziali assunte per contrastare l'ondata epidemica hanno ovviamente bloccato o comunque molto rallentato e ridotto tutte le attività illecite. Per l'associazione Furti in Corso, le stesse misure di controllo dovrebbero continuare per diminuire i furti commessi nel nostro territorio. Mi raccomando, vi abbiamo visto con una soglia di attenzione altissima, fermare tutti e chiunque, anche su stradine che prima non venivano nemmeno prese in considerazione. Continuiamo a farlo perché abbiamo visto che si può fare, e in questa maniera torniamo a furti molto bassi, se non zero, come abbiamo visto.